Non mi ritengo oggi in bilico fin tanto che qualcuno mi dirà che devo scendere dalla corda, non lo so, io sto lavorando da amministratore e questo continuo a fare. In discussione l'assessore Silvia Nizzetto racconta di sentirsi dall'inizio appartenendo a un movimento Indipendenza Veneta che non è certamente quello del sindaco Mario Conte e della maggioranza dei consiglieri, ma che il suo posto in giunta sia a rischio, quello no. Non certo, dice, per il polverone sollevato per la sua presenza a un convegno indipendentista. Conte l'ha invitata a chiarirsi con se stessa, a capire se sia o meno ancora in sintonia con la coalizione. Io il mio lavoro qui dentro l'ho sempre portato avanti con la convinzione di portare avanti ovviamente delle linee che sono di tutti, perché in questo momento sono comunque amministratore e quindi questo credo di avere fatto in quest'anno e mezzo e questo credo di continuare a fare e quindi per questo mi sento francamente anche serena, sinceramente. D'altro canto, continua l'assessore, la sua storia e la sua appartenenza politica erano note fin dall'inizio. Nel frattempo incominciano a circolare nomi di possibili sostituti. Evidentemente il posto in giunta di Nizzetto fa gola a più d'uno. La famosa seggiola lì in giunta, io francamente me la sono presa con responsabilità al tempo, ma non è un problema per me, anche perché io non voglio seggiole da altre parti fuori in giro, perché il mio ripeto, è sempre stato proprio una valutazione di poter dare qualcosa al territorio e quindi rimango legata al territorio. Dopo se fa gola ad altri, altri si faranno spazio.